permacultura funziona, è come se funziona. Vuol dire far lavorare la natura e fare una grande progettazione prima, poi lavora la natura. Allora ci sono le idee nell'agricoltura moderne che sono straordinarie per i giovani. La tecnologia abbinata all'agricoltura è meravigliosa e continuano a investire sempre sulle stesse cose. Ora vi presento un uomo terribile, è un uomo che vorrebbe fare il sindaco qua. Aspetta che scendo io e sale lui, se no... Allora, lui è il candidato sindaco, lo presenti tu? Vai, vai su, vai. Vai. Allora, Federico, il nostro candidato sindaco. Buongiorno a tutti ragazzi, grazie di essere venuti. Io sono un imprenditore, mi occupo di tecnologia informatica, lavoro per due multinazionali, una ungherese e una svedese. La cosa che mi ha colpito ultimamente è che noi ci occupiamo di software che permettono di progettare in 3D tutte le cose prima di costruirle e sappiamo perfettamente quanto costa farle, quanto costa gestirle anche nel tempo, con uno scasso del 5%. Dopodiché apro il giornale e vengo a sapere che San Vito un'opera preventivata a 100.000 euro è costata 800.000. Allora mi chiedo se siamo noi che siamo praticamente bravi a fare i calcoli. E invece è tutto così. Non c'è più nessuna dignità in quello che succede. Siamo completamente lasciati liberi noi stessi, in balia degli eventi, senza avere nessun controllo. Invece il controllo c'è. Ci potrebbe essere. Non c'è nessun motivo per sfuggire a questo. Eppure, quello che facciamo sembra che sia fantascienza in Italia, mentre all'estero è la regola. Nei paesi avanzati sono tutte quante cose che ci sono già da un pezzo. E qui è tutto rimasto identico a se stesso per 20 anni. Bene, come ti chiami? Federico Verduzzi. Allora ragazzi, vi spieghiamo un attimo come si vota. Allora, per le regionali è assolutamente necessario mettere due croci, due X, una sul candidato presidente Saverio Galluccio e una sul simbolo del Movimento 5 Stelle. I due simboli devono avere tutti e due la croce, altrimenti perdiamo voti. Perché a differenza degli altri partiti in cui ci sono 5-6 liste, noi avendo due simboli, non vi confondete, vanno messi su tutte e due i simboli le croci e poi mettete un nome. Invece per il comune... Per i comuni di qua è un po' più semplice, basta mettere una croce sul simbolo e, volendo la preferenza, cognome e nome del candidato consigliere. Solo il simbolo. Mettete una croce sul simbolo. Bene, vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso... Grazie dello sforzo finanziario anche per il palco che avete fatto. Grazie a tutti comunque. Ecco la sigla. Puoi fischiettare. Non siamo un partito, non siamo una casta. È fantastico. Ciao, grazie. Allora, intanto di chi sei per chi non ti conosce ancora. Allora, io sono Valeria Moras, candidata al Movimento 5 Stelle, circoscrizione di Pordenone, Friuli Venezia Giulia. Ok. Ma niente, era un piccolo particolare, nel senso che noi vogliamo l'abolizione delle province, lo vogliono tutti gli altri, però guarda caso anche solo tutti gli altri si candidano ancora per le province. Sì, vabbè, ma questo è normale, ma la cosa che mi hai detto a pranzo è ancora più carina. Ossia? Cioè che nel programma del PD, nel programma mi è capitato di vedere, se non vorrei sbagliare, fra i primi punti c'è scritto abolizione delle province, proprio scritto sul programma. Guarda, mi rispetto, però è sul programma alle elezioni provinciali, questa è la cosa simpatica. È una cosa un po' strana, direi, ecco, un po' staccata dalla coerenza. Secondo me ci vuole uno psichiatra, ma di quelli bravi però.